Io credo che mettere al centro la persona, mettere al centro la persona con disabilità sia fondamentale, non solo per i dettami della Convenzione dell'ONU, ma perché sappiamo che due dei presupposti proprio per la dignità, l'inserimento della persona con disabilità e non solo la fragilità, due pilastri fondamentali sono quelli dell'inserimento lavorativo e anche, se possibile, l'autonomia abitativa. Sull'inserimento lavorativo oggi ci sono molte iniziative, molte realtà, chiaramente i servizi sociali si basano su quelli che sono gli inserimenti lavorativi tramite i SIL, che sono all'interno delle aziende sanitarie, tramite i tirocini della legge 68, ma anche tramite tantissime altre esperienze che sono partite dal basso, partite dal terzo settore, quindi la grande collaborazione con il mondo del terzo settore, in particolar modo con la cooperazione sociale, in progetti sperimentali, innovativi, che vogliono avere un senso di reinserimento lavorativo, inserimento lavorativo, ma anche educativo e riabilitativo, nel caso di persone appunto con disabilità motoria, ma anche con disabilità intellettiva. Noi riteniamo insomma che sia fondamentale continuare a investire in questa direzione e sia fondamentale mettere in campo sempre più azioni, sempre più progetti che mettano al centro la dignità della persona.